E ora cambiamo pagina, parliamo di turismo e andremo in Regione Veneto per presentarvi un nuovo portale, ma poi in Camera di Commercio di Treviso e Belluno, dove ovviamente la missione è aiutare le giovani imprese, i servizi. Il Veneto ha un nuovo portale dedicato al turismo, una piattaforma che valorizza una proposta unica data dalla straordinaria varietà di ambienti e paesaggi e da una ricchezza culturale ed enogastronomica quasi impossibile da censire. La regione più turistica d'Italia, infatti, vanta il primato sia in termini di presenze complessive, 70 milioni, sia in termini di produzioni alimentari di qualità. Volevamo rifare il nostro portale turistico non soltanto per una questione di immagine, quindi dare la possibilità al turista di quando entra nel www.veneto.eu di avere subito un approccio emotivo, quindi con tante immagini, ma anche tante informazioni. E questo ci ha permesso di fare un lavoro col territorio, con le ODG sul territorio, con tutti gli operatori che ci danno informazioni, con le APT, quindi gli uffici turistici regionali, che caricano in questo grande portale. Immaginate un grande scatolone digitale dove confluiscono tutte le informazioni. Di fatto, quando uno entra nel www.veneto.eu trova tutto il Veneto a disposizione, dalla sagra della zucca fino alla possibilità di acquistare i biglietti dell'Arena di Verona piuttosto che della Fenice, oppure addirittura commercializzare pacchetti turistici o affittare una camera d'albergo. Un portale totalmente responsive, ideato e costruito utilizzando le più moderne tecnologie digitali con l'obiettivo di essere un catalizzatore di informazioni per tutte le realtà turistiche del Veneto. Un portale che non è passato inosservato, tanto da aggiudicarsi il premio nazionale come Best Portal Project, prestigioso riconoscimento nell'ambito della comunicazione, del marketing e dei progetti digitali. Sì, è stata una grande soddisfazione, non solo personale, ma di tutta la giunta e anche di coloro che ci hanno lavorato, anche della nostra direzione, perché appunto non era facile questa sfida. L'abbiamo fatto con l'utilizzo di terzi, ma anche con le risorse interne alla regione, e questo ha permesso non solo appunto di avere un sito bello dal punto di vista grafico, ma soprattutto contenutistico. Tra l'altro ricordo che è in 7 lingue straniere, quindi anche tutto il lavoro della traduzione, e questo è importante. Un comparto turistico, quello della regione Veneto, che guarda lontano e che ha deciso di sottotitolare il logo regionale proprio in lingua inglese. Veneto, the Land of Venice, anche questo è molto importante perché abbiamo voluto sfruttare in senso buono il nome di Venezia, che è conosciuta in tutto il mondo, per far capire che il Veneto è la terraferma, la regione che sta dietro alle spalle di Venezia, e quindi che da Venezia in un'ora e mezza tu puoi andare nelle Dolomiti, puoi andare nel lago di Garda, puoi andare nel delta polesano, puoi andare ovunque. E quindi far capire che dietro a Venezia c'è un territorio da scoprire e usare un po', se vogliamo, Venezia come lo specchietto per le allodole, per poi vendere i pacchetti turistici sul territorio.